per quei bar che invece si ostinano a non rispettare le regole in barba a ogni forma di rispetto nei confronti dei colleghi che lavorano bene e della sicurezza sanitaria dei nostri cittadini, sono stati sanzionati e chiusi. La prima sanzione per violazione delle norme anti-Covid con chiusura per 5 giorni di un locale trovato aperto oltre le 18 è scattata ieri. La più recente era di novembre. La chiamata agli agenti della polizia locale è arrivata da residenti che avevano fatto partire segnalazioni simili per il Coffee and Cigarettes di via Terraglio molto tempo prima. 18:40 gli agenti della locale trovano clienti intenti a bere nonostante il divieto imposto ormai da mesi e l'ordinanza regionale in vigore da quasi una settimana che impone il consumo solo al tavolo tra le 15 e le 18. Questa è una zona indubbiamente molto difficile, frequentata da persone poco raccomandabili. Qui evidentemente c'è spazio di droga, ci sono persone che fanno quello che vogliono perché non hanno da rispondere a nessuno, perché non hanno nulla da perdere. Io mi trovo in questa situazione dove fare il barista, il tabaccaio, cercando di farlo nelle regole, ma mi è molto difficile. Il sindaco di Treviso conferma il pugno duro nella necessità di garantire a tutti gli esercenti gli stessi diritti, pur consapevole delle difficoltà di alcune aree di prima periferia. In previsione del fine settimana, con un Veneto in zona gialla, il comandante di polizia locale Andrea Gallo conferma la massiccia presenza di agenti per tutto il weekend, con l'obiettivo imprescindibile di garantire il distanziamento sociale e assicurare a tutti di poter vivere la città in sicurezza e nel rispetto delle regole. Saranno tenuti monitorati anche i plateatici, ma con la nuova ordinanza regionale credo che abbiamo dato risposta a quelle che sono state le criticità dell'ultimo weekend. Osservato speciale ancora una volta il Calmaggiore, per il quale, come già accadde sotto le feste, è prevista la chiusura in caso non sia più possibile garantire il distanziamento sociale.